Agata nacque a Catania, probabilmente intorno al 235 d.C., da una famiglia nobile e ricca. A quei tempi la Sicilia era sotto la dominazione romana e la città di Catania era amministrata dal proconsole Quinziano, uomo rude e prepotente. All'inizio del III secolo l'imperatore romano Settimo Severo, temendo di continuo l'accrescersi della comunità cristiana potesse rappresentare un pericolo per il suo impero, emanò un editto di persecuzione nei confronti dei cristiani. Nel 249 l'imperatore Decio inasprì maggiormente le persecuzioni ai cristiani, i quali venivano ricattati, catturati, torturati ed infine uccisi. Agata cresceva nella preghiera e nella devozione a Dio, ma cresceva anche in bellezza. Il suo corpo slanciato, i lineamenti delicati, i capelli biondi. All'età di 15 anni, il vescovo di Catania, accogliendo la sua richiesta, la consacrò a Cristo, imponendole il flammenum, velo di colore rosso fiamma che portavano le vergini consacrate. Un giorno il proconsole romano, venuta a conoscenza che nella città di Catania viveva una nobile bella e ricca, consacrata a Cristo, in virtù dell'editto di Decio, ordinò ai suoi uomini di catturarla e condurla al palazzo pretorio, con l'accusa di vilipendio alla religione dello Stato, la religione pagana. In realtà, la sua intenzione era quella di fare sua Agata e confiscare i beni della sua famiglia. Abbiamo saputo che in città vive una giovane di nome Agata. È ricca e di nobile famiglia. Si dice sia una nobile consacrata a Cristo. E si dice che non abbia commesso atto di idolatria in nessuno degli uffici preposti e quindi non è in possesso del prescritto ribello. Bene. È bella, nobile, ricca e giovane. Ormai è certo, figlia mia, le notizie che ti riguardano convergono ormai da troppe voci. Presto, forse stanotte, i soldati di Quinziano entreranno nella nostra casa. Lo so, padre, lo so. La nostra diocesi è ben informata di tutto ciò. Anzi, è opinione di alcuni che le voci siano state fatte filtrare ad arte, affinché io stessa, per scongiurare atti di violenza sui miei fratelli e sorelle cristiani, sui miei familiari e su me stessa, chieda spontaneamente di essere ricevuta dal proconsole. Ma un cristiano non può rendere sacrifici agli dei pagani neanche formalmente. Io stesso sono pronto al martirio, ma non voglio che tu sia vittima della sua follia. Molti nostri amici senatori sono pronti ad esporre le malefatte di Quinziano all'imperatore, che per ora non può occuparsi di noi, perché sta combattendo una guerra contro i barbari. Devi fuggire, Agata. Fuggi adesso. Oh, padre carissimo, che fin da piccola mi è destinata ai misteri della fede, con la povera dolcissima madre che il nostro Signore ha voluto con sé 2 anni fa. Se io fuggissi di fronte a Quinziano, io, diaconessa, investita da responsabilità di catecumenato, distruggerei il senso della mia vita e nuocerei al prestigio e alla santità della nostra fede. Perché una vergine consacrata a Cristo fugge davanti a un proconsole di Roma? Per salvare la propria vita, diranno gli adoratori di feticci, o per conservare integro il proprio corpo.
Ma il corpo non è forse il carcere dell'anima? Ma la vita te la diede Dio e non può certo allontanarti da essa se non su sua precisa volontà. E questa non può certo venire a essere espressa da Quinziano. Padre, i disegni di Dio sono imperscrutabili. Nessuno può sapere di quale mano si servirà la sua volontà per attuarli. Persino un carnefice pagano, senza saperlo, può esserne strumento. Ascoltami, Agata. Anche i nostri venerati confessori, il venerato Cipriano, vescovo di Cartagine, fuggirono all'orrore della persecuzione che miete tante vittime. Ma il nostro Cipriano, restando in vita, operò finché la Chiesa potesse ricostituirsi, imponendo che tutti coloro da prima per pericolo l'avevano abbandonata potessero ricongiungersi ad essa, al suo seno, come in quello di una madre che sa cos'è il perdono, dandole nuovo sangue, nuova vita, permettendole di affrontare la grande prova del tempo. Padre, può una funzionaria di Dio che insegna il Verbo e battezza donne di ogni età, dichiarandole figlie di Dio, una vergine di Cristo, aver paura di cedere alle pressioni di un proconsole della stirpe di Ponzio Pilato? È così debole dunque la mia fede, così superficiali i miei propositi cristiani, da sgretolarsi come sabbia davanti alle sue pressioni. Nulla di meglio può accadermi che diventare martire per opera di quel demonio. Agata, io e tua madre eravamo cristiani fedelissimi al nostro Signore Gesù Cristo e io oggi lo sono ancora di più. Per questo abbiamo liberato gli schiavi e ne abbiamo fatto uomini e donne liberi, liberi contadini legati a noi da accordi dignitosi. Ma ora tremo dal pericolo che incombe. Agata, tu pensi a tuo padre? Ti penso costantemente sullo sfondo della mia unione con Gesù Cristo. A questo punto, Padre, è giusto che io ti dica l'altro motivo per cui mi è impossibile sottrarmi all'arresto. Non posso proprio per te, caro Padre, perché se davvero Quinziano è intenzionato a processarmi, non trovandomi in casa, non esiterà a dar ordine ad arrestarti e torturarti, finché non gli rivelerai il luogo in cui mi nascondo. Quel demonio, dopo averti torturato a morte, farà lo stesso con tutti i nostri parenti, finché non sarà riuscito a rintracciarmi. Agata, constato con dolore e gioia che sei ferma nei tuoi propositi. Sento che questa è la mia ultima notte da donna libera, nella mia casa con mio padre, nella casa dove vissi con la mia amatissima madre. Padre, ti prego, tienimi ancora un po' stretta fra le tue braccia, perché io possa ricordare i momenti felici della mia infanzia. Padre, ascolta, sento che stanno bussando alla porta e quasi la battono. Vado ad aprire io, figliola. Non voglio che portino via te. No, vado io. Voglio che portino via chi attende di ricongiungersi allo sposo.